Ha convocato la stampa per mostrare le profonde crepe della cattedrale di Agrigento, chiusa da 6 anni e 7 mesi e mezzo, ma anche quelle del suo cuore. Il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, denuncia: la Chiesa Madre rischia di crollare sotto il peso dell'inerzia. Ho voluto che voi vedeste, perché credo più che le parole, che qualche volta può sembrare un allarme esagerato, avete avuto la possibilità di constatare la gravità della situazione, un pavimento che si abbassa, le crepe che aumentano in larghezza e in profondità. E questa è la situazione della cattedrale, ecco perché dicevo è una mamma in coma. Mamma perché è la Chiesa Madre, in coma perché non riesce a ritrovare vita e quindi sembra destinata alla morte. Ma quando c'è in coma si tenta di tutto. Ecco, vorrei tanto che i dottori che dovessero stare attorno al letto non si allontanino per discutere, ma si avvicinino per decidere. Il problema è duplice: da un lato mettere in sicurezza la struttura, dall'altro stabilizzare il colle su cui poggia. Eseguire i lavori sulla cattedrale senza che si mitighi il dissesto idrogeologico del colle sarebbe come buttare soldi al vento. E soprattutto 34 famiglie per complessivi 80 agrigentini e 21 attività commerciali rischiano di essere sgomberati da un momento all'altro. Il Comune di Agrigento, per come richiesto dalla Protezione Civile regionale, ha censito tutti coloro che su via 25 aprile sono a rischio. Il finanziamento per la Chiesa per il colpo di fabbrica c'è, verosimilmente i lavori potrebbero partire a dicembre. Ed infatti l'Arcidiocesi di Agrigento, con propri fondi e con risorse recuperate dalla partecipazione insieme al Comune ad un bando dell'assessorato regionale alle infrastrutture, sta permettendo il proseguo dell'iter per la messa in sicurezza del Colle San Gerlando. Io non dico niente riguardo al futuro. Io posso parlare del passato e del presente. Se ci sono novità non dipendono da me. Sto solo che a furia di aspettare ci ritroviamo in questa situazione. Il futuro quale sarà? Qua c'è il sindaco che è più attento alle cose tecniche, io no. Io dico che il tempo sta passando velocemente e ce ne stiamo rendendo conto non guardando l'orologio ma guardando la situazione. Si attende lo storno dei fondi necessari dall'assessorato regionale territorio e ambiente alla protezione civile regionale, che a sua volta dovrebbe realizzare il bando per redigere il progetto di mitigazione del rischio idrogeologico del colle. I soldi in assessorato ci sono, ma la protezione civile non è tra i beneficiari individuati. Per un cavillo burocratico non è possibile dunque trasferire le somme. Una comunicazione che di fatto rimette tutto in discussione. La cosa che mi fa più male, che il politico possa giocare con la credenza della gente, d'accordo, ma che ci sia una città indifferente, anche una comunità ecclesiale indifferente al fatto che la cattedrale sia in questa situazione. Questo è quello che mi addolora di più. A me ha fatto male sentire e vedere che tanti agrigentini non erano mai saliti in cattedrale. Dico, come credente, come non mi è mai venuta la voglia di andare a vedere la mia Chiesa Madre. E allora, se questa è soltanto una Chiesa come le altre, diciamo che cada, tanto ci sono le altre. Ma se davvero abbiamo degli elementi di fede che ci fanno capire l'importanza della cattedrale, nessuno può chiudere gli occhi e girarsi dall'altro lato.